Buongiorno, qui siamo a Vulcano, Isole Eolie. Tu chi sei? Quelle in fondo sono Stromboli e Panarea, anche se oggi Stromboli è un po' coperta. Questi lipari e lì in fondo ci sono filicudi e malicudi un po' nascosta. Questi sono i faraglioni che ci separano dai lipari. Buongiorno a chi è entrato ora. Ecco che bello, i primi segni di primavera. Già l'anno scorso era pieno. Guardate che mare oggi. Bellissimo. Panarea. Stromboli si intravede soltanto. Buongiorno Vincenzo. Questi lipari. Quella che state vedendo in questo secondo. E questi sono i faraglioni che ci separano dagli lipari. E qui in fondo non so se la vedete. Ne vedete una, Alicudi e Filicuti dovrebbero essere, ma una è sfocata oggi. Voi da dove scrivete? Faccio vedere. Io non so se riusciate a sentire gli uccelli. Ed eccoci qua. Ora mi siedo un attimo su degli scalini qui. C'è il sole ed è molto piacevole. Da dove scrivete? Conoscete le Isole Eolie? Ci siete mai stati? Buongiorno a tutti di nuovo. Chiedevo anche di voi. Io mi trovo sull'isola di Vulcano, alle Eolie. Mi trovo perché ci vivo, non per altro. E chiedevo invece voi da dove scrivete, da dove osservate più che altro. La domanda che mi viene posta più spesso è com'è vivere su un'isola. Questo ho scusa, literally stick. Come ti chiami literal stick? Questo non ho capito.
Allora, dicevo ragazzi che la domanda che mi viene posta più spesso è come vivere su un'isola. Devo dire che per me all'inizio è stato molto difficile, anche se l'isola la conoscevo, ma l'avevo vissuta solo in estate, in inverno è un'altra dimensione, completamente. Buongiorno a chi è entrato ora. Isole Eolie, precisamente sono sull'isola di Vulcano in questo momento, di fronte a me Panarea e Stromboli. Stromboli è molto coperta in cima, anche perché credo che ieri abbia eruttato. Il mare è calmissimo, si sta da Dio. Proprio una giornata primaverile. C'è ancora un po' di umidità della notte, però come vivere su un'isola piccola, io sono a Palermo, vivere su un'isola non è facile, non è per tutti. Sicuramente dipende molto dal motivo che ti ci porta e devi capire comunque di essere su un'isola. Anche se sei nel 2026 devi scendere a determinati compromessi e non sempre sono facili da accettare, come ad esempio il fatto che i tuoi programmi possono essere comunque messi in discussione dal vento, perché comunque non è facile poi dal punto di vista sanitario, qualsiasi visita devi prendere un aliscafo e non è la stessa identica cosa di prendere un treno. Dipendi sempre dai mezzi, sempre dal mare, quello sicuramente. Poi ci sono i lati positivi, cioè le porte aperte, le chiavi in macchina, la possibilità di fare passeggiate nella natura tutto l'anno, avere un panorama che comunque non è poco. E l'isola di Vulcano, alle Eolie. Conosci Angela? Angela Brioschi. Ehm, All'inizio è stato molto difficile, molto, molto, ma anche perché avevo 17 anni e per quanto venissi da un posto piccolo, le dinamiche di un'isola sono completamente diverse, cioè, un altro modo di vivere. Siamo in Sicilia, però è diverso insomma. Voi da dove scrivete ragazzi? Allora ho visto che c'è Silvio da Palermo. Anzi un attimo, giusto per farvi vedere di nuovo. Ci sono dei lavori in corso purtroppo. Il mare è stupendo, fantastico. Ragazzi oggi ora io tra un po' faccio 2 passi, vi faccio vedere più da vicino. Per il momento ho trovato questo posto al sole qui e non mi riesco a muovere. Comunque quest'anno ha piovuto come non mai, cioè io non mi ricordo mai un inverno così rigido, tanta pioggia, veramente, veramente maltempo, da far paura. Cioè io qui non ci sono arrivata perché il vento proprio non me l'ha concesso. Ho avuto paura e son tornata indietro. Ehm, e niente, insomma, così. Ora speriamo che comunque la primavera, no, credo proprio di sì. Mh. Grazie per il like, chiunque me l'abbia messo, uno solo. E vabbè. Ho detto ciao. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, mi piace, grazie. Grazie per i like ragazzi. E scusate se parlo poco, ma non so cosa dire. E se non fosse per questo rumore in sottofondo, sarebbe pure bello, più piacevole per voi, intendo. Allora, 9 persone, di dove siete? Tutti siciliani? Dove sei, sull'isola? Io calabrese, ok, allora mi vedi. Io sono a Vulcanello, proprio dove c'è la Valle dei Mostri. Giuseppe, piacere Giuseppe. E grazie per il like, per i like e per i complimenti in generale, fanno sempre piacere. E in questo momento mi trovo, dicevo, sempre a Vulcanello. Quelle che ho di fronte sono Panarea e Stromboli e sulla mia sinistra Alicudi e Filicudi. Da qui non si vede soltanto Salina. Ti scrivo sempre io. Sì, sì, lo vedo, grazie. Sentite il silenzio? Qui diciamo che la vita è lenta. Sicuramente lo stress della città non c'è. Un po' lo viviamo in estate, ma cioè noi che lavoriamo, magari andiamo di fretta. Complimenti, sei veramente meravigliosa e bellissima. No, no, tu ti fai ingannare dai filtri. Tranquillo. Vorrei scendere, ma siccome ho visto gente che non mi va ad incontrare, non so che fare. Vabbè, sapete che facciamo? Saliamo. Intanto mettiamoci qua. Poi, visto che non avete molto da chiedere, io torno a casa, finisco quello che stavo facendo e poi non lo so, può essere che faccia una passeggiata. Seba, ci sono 9 persone in live, ma che fanno la spia? Che spia dovrebbero fare, scusami Giuseppe? Sì, dimmi. Vedi, sono diventate 5 le persone, cioè non commentano. Vabbè, è che non sono molto coinvolgente io, la verità è questa. Quindi non diamo colpa a loro. Non lo so se fanno la spia, forse ci sta. Non so chi siano, non si palesano. E continuano a non farlo. Buongiorno, ciao demonio Salvatore. Tu da dove scrivi? Sei molto simpatica, grazie. Questo mi fa piacere. Molto, molto piacere sentirmelo dire. Allora Salvatore, tu da dove scrivi? Abbiamo un calabrese, io dalle Olie, tu?
Niente, tutti timidi, non mi aiutano in questa chat, in questa live, per niente. Dove ti trovi? Ecco, mi trovo a Vulcano, Isole Eolie. In questo momento sono a Vulcanello, esattamente. Quelle che vedi sulla destra, Alicudi e Filicudi, i Faraglioni, questa è Lipari, questa è grande, e Panarea e Stromboli che si intravede. Sicilia. Ok, anche tu siciliano, bello. Il cielo di oggi è bellissimo. Un mare che è veramente una tavola. E quest'anno è raro, è stato raro. Posto meraviglioso, sì. Da qui si gode di un tramonto spettacolare e poi 250 metri più avanti invece al mattino l'alba. Quindi sì, è veramente bello. Lato Svizzera, Sicilia, aspetta. Tu sei ti scrivo dalla Svizzera, Canton Ticino, wow! Il paradiso del mondo, sì. Buongiorno, questa è la Caterina. Credo che tu abbia capito dove siamo, se non lo sai, cioè se non hai sentito, scusami, siamo alle Olie, mi trovo a Vulcanello, sull'isola di Vulcano, in Sicilia. La Sicilia è tutta bella, concordo, ma in genere l'Italia è il bel paese, no? Credo che ragazzi, io vi invito a mettermi like e a iscrivervi al mio canale. Ho bisogno di sostegno, sto provando a crescere. Il mio problema è che non sono disinvolta davanti alla telecamera, quindi non riesco a parlare liberamente, questa cosa non la capisco. E niente, quindi ho bisogno di sostegno e di iscritti. Quindi se vi va, andate a vedere cosa faccio, se vi piace, se riesco a farvi ridere, ogni tanto riflettere. Già mi sono iscritto, grazie demonio, metti pure un like alla live. Ragazzi, grazie a tutti. Ho visto che siamo in 15, però non ti vedo. No, vedi la mia ombra? Ecco, vedi? Questa sono io. Uscita da casa come una zingara perché abito qua sotto. E quindi tutti siciliani in live, bello. Siciliani, calabresi. No, vabbè, abbiamo una signora che scrive dalla Svizzera. Aspetta, Cri che scrive dalla Svizzera. Ci sei ancora? Cri? Come si sta in Svizzera in questo momento? Almeno un momento per farti no ragazzi, veramente, giuro, sono in condizioni pessime. Non non me la sento. Non ti perdi niente, te lo dico io. Benissimo. Okay, fa freddo? Sì, oggi io non riesco a muovermi. Cioè, il fatto che ci sia questo sole mi impedisce di rientrare, nonostante ancora l'umidità penso che si veda. Però si sta proprio bene. Bene, bene, bene. Guardate, ancora non so se vedete l'umidità, il mio telefono non è il massimo. Dimmi, ieri c'erano 20 gradi in Svizzera, raga, come qui. Dimmi, Valiv D'Amato. Hai scritto? Ok, ciao, ti posso dire una cosa? Certo, dimmi.
Stai fumando, sì. E non riuscivo ad accendere la sigaretta. Ciao Angelo. Ah, vi conoscete? Ho visto che ci sono 4 vulcani di cui uno è attivo, acque termali dell'isola più vicina alla Sicilia. Brava, brevissima. Vabbè, il vulcano attivo diciamo che è uno. E la più vicina si raggiunge in 45 minuti dall'iscafo. Boh, fai un'oretta, dai. Un'oretta e mezza, oppure 2, dipende dalle navi di traghetto. E quella che è stata abitata per ultima. Mi sono lasciata con Luca Vinci, mi sa che lui se l'è presa con me. Io fumo pure, vabbè, io devo essere sincera, sigarette di tabacco ne fumo 2 la mattina col caffè, dopo pranzo e 1 la sera. Per il resto vivo. Le avevo abbandonate completamente, ora le ho riprese un po', vabbè. Io lavoro sulla nave, ah, bene. Ma sulla nave che nave? Vivi in paradiso, sì, è vero. Adesso vado, va bene, buona giornata. No, io non posso fumare tabacco. No, ma ora abbandonerò di nuovo. Perché non mi piace. Anche perché non sono brava. Ci serve. No, io ho fumato per una vita a Merit, ma ora una sigaretta intera non riesco a fumarla. Infatti questa ce l'ho in mano già da un po'. Ecco, invece la sigaretta no, era un'altra storia. Fumavo tanto, ecco. Quindi va bene, diciamo che va meglio, ecco, non va bene, ma va meglio. Va bene ragazzi. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Nave, trasporto passeggeri, auto e camion, ho capito, ma che tratta? Sì, io fumo un po', lo capisco, lo capisco. Poi comunque non è facile smettere di fumare. È facile cominciare. Io odiavo le sigarette, non le andavo a comprare a mia madre quando mi mandava i tabacchi, sto parlando di anni fa, quando si poteva. E comunque io vengo da un piccolo paese in cui ci si conosce, quindi vabbè. E poi invece, proprio per fare un dispetto a mia madre, litigavo con la mia migliore amica perché fumava. E di colpo poi ho fumato 3 Marlboro rosse, sono stata malissimo. E da lì tutte le mattine, un pacchetto in 2 da 10, fino a quando, vabbè. Genova Palermo, ah, bella tratta. Anche Tunisia, wow. Signora Sebuccia, se non ho troppo, quanti anni hai se non chiedo troppo? 42. 42 anni, sì. Compiuti a dicembre. Eccoci qua, siamo al Belvedere. Ormai faccio il giro lungo. Sei giovanissima, Seb, eh? Insomma, non proprio. Giovanissima. Eccoci qua. Ciao Genial One. Allora, ci sono noi scafo, un altro aliscafo e una nave in direzione Stromboli.
Non sbagliavo dalla voce. Dalla voce dimostro 42 anni. No, ne dimostro un po' di più in viso ultimamente perché sono molto trascurata. Bellissimo mare, comunque non ti fidare di Genoa One, hai pidocchi nautici. Perché? Ma vi conoscete tra di voi? Non ho capito. Ragazzi, mi raccomando, mi piace, se vi piace il mio canale andatelo a guardare, iscrivetevi, ho bisogno di sostegno, mi farebbe molto piacere che chi è stato in live andasse a vedere. Grazie per il like, a chiunque l'abbia messo. A me piace il tuo canale, anche tu Seba, grazie. Spero anche gli altri che sono in live in questo momento che vadano a vedere. Un mi piace, raga, uno. Niente, 9 persone, erano 13. Appena ho chiesto il like sono andati via tutti. Ok, mi piaci tu. Allora, no, non lo conosco, ma posso dire per certo che tutti i grandi geni della storia dell'umanità o sono stati giustiziati o erano disagiati forte. Ah, ok. L'ho messo io. Grazie mille, Salvatore, grazie. Ti sei distinto. 8. Dai, 8 persone, 8 like. Così già si sta. Vediamo se entra la nona ed è like. Vedete il mare che bello? Guardate. Guardate che mare. Lì c'era una scalinata anni fa, decenni fa. Magari sono... Sei una bella donna, comunque almeno sembra, bravo. Il zebra tienilo perché ci sono i filtri, eh. Qua c'è gente. Buongiorno. Oh, buongiorno. Come andiamo? Bene. Buongiorno. Vabbè, fammi andare di là. Hai visto in giro qualcuno, qualche proprietario? No, mi è sembrato di vedere Giovanni. Allora sono di là, prendo la macchina. Infatti immaginavo oggi. Sono sopra casa tua a lavorare. Sì? Bestemmie. A bestemmiare? Sì. O a lavorare? No, sono di sopra a casa tua a lavorare nel portale grosso. Ah. Che sto facendo le fondature. Ma oggi sapevo che c'era... Allora, Giovanni. La spazzatura. Mazza, confusione c'è oggi. C'è... Un'impresa e poi ci sono i responsabili della sicurezza. Ok. Vabbè, ci vediamo, ci becchiamo. Ok. Sembra dovrei venire là. No, di solito io non sbaglio mai. Allora ragazzi, scusate per la parentesi. Non mi aspettavo tutta questa confusione stamattina qui. Allora, qui passate il ciclone Harry, l'acqua è arrivata sino a qui. C'è un'altezza di almeno 12-13 metri.
e qui di solito viene montata una piattaforma in legno che funge da spiaggia. E lì si è creato un pezzetto di spiaggia di sabbie nere. Ma che state facendo? State scrivendo, ti ho messo io chiodo. Ah, chiudo forse. Vi conoscete tutti? Sì, infatti qui? Sì, diciamo di sì. Diciamo che io non faccio molta vita sociale in inverno, per cui però più o meno sì. Siamo pochi. Il gallo fa brutta fine, cioè non ho capito. Vi state insultando? Spero di no. Buongiorno Caterina di nuovo, come stai? Allora, ecco qua. Ma sei sposata, Selva? Odio queste domande, te lo dico con molta sincerità. Ciao Caterina. Comunque non sono sposata. Uno visto parla. No, no, per carità, sì, però non lo so. Bella giornata oggi, molto, finalmente. Comunque bei occhi chiari tieni, sì. Sì, sì, diciamo che gli occhi cangianti, ci sono volte che sono scure, ci sono scuri, altri che sono chiarissimi, dipende molto dalla luce. Non sono curiosa, era per parlare. Va bene, tranquillo, tranquillo, non è successo niente, Giuseppe. Sono azzurri? No, 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 non sono azzurri, sono verdi, sono verdi. Assolutamente no. E comunque ti ripeto, ci sono giorni in cui sono molto molto scuri e ci sono giorni in cui sono molto molto chiari. Quindi come i miei. Chissà, improbabile. Siamo in pochi ad averli così comunque. So che sono gli occhi più rari, appunto perché non hanno un colore ben definito. Va bene ragazzi, ora vi abbandono davvero. Vedo da dove salire per evitare di incontrare gente perché non ho voglia. E auguro a tutti una splendida giornata. Grazie per chi mi ha messo mi piace, grazie per chi è stato in live. Buona giornata a tutti, veramente anche a me cambiano ogni tanto gli occhi, sì. Ok, vado al lavoro, buona giornata, è stato un piacere mio. Grazie a tutti e mi raccomando, se vi piace il canale iscrivetevi.